Buonasera a tutti, BCTV, il nuova de oggi di 22 del Santugaini 2025. Sperando che tutto andrà bene, che questo balla di microfono e telecamera, che ha cambiato, quindi ho posto un'altra che mi pare pure essere telecamera in attesa di ordinare qualcuna per nuova, sperando che sia questa telecamera, ma abbiamo già oggi e mi sa cantata. Ecco, bene, andiamo diretto da innanzi, vediamo quando si presenta Sadie, si presenta Goi, in questa strisciata di nuvole che sta passando, e come un po' così stai scomposto. Andiamo, questa nuvole che si inchide in palla, però noi riusciamo a conquistare tutto Usaida e uno crude sole, insomma, ne sta illuminando una parte. Ecco qua una cosa, e poi a corso. Vediamo il terminare su Saravallo, oggi 23 gradi temperatura minima, quindi che massima, scusate, quindi che minima, e calcolato in parte tutte le vie, pezzichia, ora adesso strese, che calcola adesso tutte non la mostra pure qualche gottino di acqua, ma una pispisata e via. Andiamo su a casa, diede Iovia, coccolato tutta la chinabba, Selena, da Saldecche a Sauna, poi uno pacchetto di pruso, o da Salduas a Schimbe, e poi torna a Selena verso la Sese 0. Bene, 22 gradi massimo, 13 gradi a minima. Cominciamo a dire che una nuova che tutto aspettaiamo, è vero, che tutto speriamo, e quindi ne siamo contenti, a gente, prosano, le canto si spera, per esempio, scusa, però essere lasciato trasportare dai so sconto che pariamo bene del Saida, ma dopo 2 giorni chi la cosa era neanche confermata in questo senso, insomma, mi pare una mancanza di non fare ciò che si ha che te pronunce persone di questa ida, e dunque si scusa la famiglia, ora fa che rimanere a chi non torrete a capitale. Andiamo da innanzi e diamo dell'Ufula al gruppo Vedette Agenzia Forestas della Sardegna, organizza per il giorno 08-11-2025 la 32esima rimpatriata delle vedette numero Ogliastra. Programma della giornata: ore 11 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Lula verrà celebrata la Santa Messa, dove verranno ricordati tutti i colleghi di Foresta venuti a mancare durante l'anno 2025. Ore 12:30, ringraziamento a tutti i partecipanti e aperitivo per tutti. Ore 13:30, pranzo conviviale con tutti i partecipanti presso l'agriturismo Ianna e Rucche, Luvula. Seguiranno canti e balli con la fisarmonica e organetto. La ditta conferma entro 04/11/2025 il seguente numero di cellulare: 347 86 47 390. Angelo Mussinu. Questo sono, posso conferma, gruppo vedete Agenzia Foresta della Sardegna. Bene, bene, bene. Andiamo da innanzi e ammentiamo la scuola civica di musica Mea, comunica che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di propedeutica musicale per i bambini da 6 agli 8 anni. Segui i semplici passaggi per completare l'iscrizione sul sito ufficiale della scuola a questo indirizzo, scuolacivicamea.it barra iscriviti barra. Bene, oppure telefonando al 373 7727 3191, telefonando oppure inviando un messaggio WhatsApp iscritto non vocale. Vocale non ascoltano, giustamente. Allora, andiamo da innanzi, recoliamola sul giornale.
Nuovi locali del MAN sul corso Garibaldi, la provincia firma per l'acquisizione. Questo è uno dei suoi primi atto del Pepe Cicolini, il primo atto ufficiale del presidente Cicolini dopo il suo insediamento. Dopo gli annunci e i passaggi burocratici degli ultimi mesi, la provincia ha acquisito in modo formale i nuovi locali del MAN, Museo d'Arte Provincia di Nuoro, situati sul corso Garibaldi. Da ieri quindi quegli spazi sono entrati ufficialmente a far parte del patrimonio provinciale. Quello legato al MAN è il primo atto ufficiale che segue il giuramento del presidente Giuseppe Cicolini e l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale. Dopo 10 anni di commissariamento si insediano i nuovi consiglieri. I nuovi ambienti offriranno nuove possibilità operative al museo, consentendo di ampliare la programmazione con mostre temporanee, laboratori e attività dedicate alla valorizzazione dell'arte contemporanea e del patrimonio artistico locale. Perfetto. Bene, andiamo a gara da innanzi, si è faedamo di evasione di Rada 1, che è questo mafioso, condannati 10 imputati. 2 anni e 6 mesi all'ex boss della mafia del Gargano, assolti l'agente Salvatore Delè e l'allevatore Mauro Cosini. La condanna a che si ritiene complice è sposata de cusa data a isse che esiste in belto. Sempre il boss evade cudeitisa nuova, questa sessione sarda, il boss evase con metodi mafiosi, 10 condanne per la fuga di Raduano da Bado e Carroll, assolto l'agente. Il gruppo di Cagliari, Giorgio Altieri, accoglie le richieste del PM della DDA Danilo Tronci. Va bene. Via l'incrocio trappola sulla Carlo Felice, i sindaci era ora. Ma come il cantiere aperto, oggi cominciano i lavori per la realizzazione dello svincolo. Entro la prossima estate l'incrocio a raso, che è in mete sulla 131 nella zona di Monte Muradu, sarà eliminato lunedì. ANAS ha annunciato l'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo svincolo, per il quale sono stati investiti circa 10 milioni di euro. Praticamente si tratta dei corsi incrocio a raso che veste assai nelle macumele, insomma, cioè superato la piccata, battono incrocio a raso che come a quanto pare veniti eliminati. Meno bambini, la Sardegna affonda, calo pesante delle nascite in tutta Italia e nell'isola. Il tasso di fecondità meno elevato che altrove, insomma. Nei primi 7 mesi dell'anno il 10% in meno di fiocchi rosa e celesti rispetto al 2024, cioè praticamente non siamo isperdenne. Allora, nati in Italia, questo va bene, in Italia siamo si cosa, basta un calo del 6,3%. Il primato, in negativo, se lo aggiudica la Sardegna, regione con il tasso di fecondità più basso d'Italia e unica con meno di un figlio per donna. Triste piazzamento anche per quanto riguarda il crollo delle nascite. Solo l'Abruzzo è riuscito a fare peggio, ma di pochissimo. Il tutto inserito in un contesto, quello nazionale, che vede 10.000 nuovi nati in meno in 12 mesi e persino di più secondo i dati provvisori dei primi mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. Perché mi sta in mano? Acqua in vasi semivuoti, allerta nel sud dell'isola. Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni, Perra, ente di bonifica narata, agricoltura in ginocchio. La grande sette è dovuta anche all'abbandono delle campagne. Lo studio, questa è una parte di uno studio, Roggero, agraria, cresce il bosco, evapora un terzo delle precipitazioni. In Sardegna circa un terzo dell'acqua che arriva con le piogge si perde per evaporazione, un fenomeno legato all'abbandono delle campagne che sta peggiorando anno dopo anno.
la piaga della siccità. Lo spiega Pierpaolo Roggero, ordinario di agronomia e già direttore del Dipartimento di Agraria di Sassari, uno dei maggiori esperti in tema di impatto e dei cambiamenti climatici e della desertificazione. Il consumo nascosto negli ultimi 20-30 anni, dice, la superficie forestale in Sardegna è aumentata a dismisura perché abbiamo abbandonato i terreni prima coltivati o destinati a pascolo. Il bosco e la macchia mediterranea si allargano senza controllo. Un problema che porta ad un paio di conseguenze dal punto di vista ecologico. Con l'aumento della vegetazione cresce anche la superficie fogliare traspirante. Le piante consumano più acqua e non solo perché la prendono dalla profondità del suolo e la rilasciano in atmosfera, e perché aumentano le temperature, ma anche perché aumenta la superficie fogliare per unità di superficie di suolo. Si chiama indice fogliare, dato appunto dal rapporto tra la superficie delle foglie per metro quadro di suolo. E qui arriva il punto: l'acqua che evapora. Il processo ecologico. Abbiamo fatto valutazioni modellistiche per mettere in evidenza come nel caso di un pascolo gestito con gli animali, circa la metà dell'acqua piovana viene ridispersa sotto forma di vapore, acqua, per evaporazione, termine che combina l'evaporazione dal suolo e la traspirazione attraverso le piante. Nel caso di un bosco, questa percentuale sale al 75% e quindi abbiamo meno acqua per le falde acquifere, i fiumi, laghi rimangono all'asciutto, acqua che evapora in più. Acqua che evapora. In più, aggiunge Ruggero, il fatto che per ogni metro quadro di suolo, invece che 2 metri di foglie, ce ne sono 4 o 5 metri, ha un'altra conseguenza. Quando piove, quel fogliame intercetta l'acqua facendola evaporare prima che arrivi al terreno, levando dunque alimento alla pianta. Si chiama frazione intercettata e abbiamo osservato che in Sardegna in un bosco questa quantità va dal 20 al 30%. In pratica un terzo dell'acqua che piove si perde per evaporazione perché è intercettata dalla chioma fogliare delle piante. Quindi ecco, chi a Saine s'arregliono per esempio di aumentare sul buscolo, sempre su pro e su contro, cioè bisogna di arrivare a una giusta misura. Proprio che appunto Bolsonaro è maestro una cosa credibile, che sa che rugeta su di una ossa, non rugeta a terra, e la ossa si caentata e quindi cosaba sinche evaporata prima che resessa a gottiare a terra. Su arrivano e scustu. Bene, andiamo da innanzi, mi pare che sul microfono ya sia mantenendo questa via, nassimi si intende. Finanziaria 2026, pochissime risorse e già impegnate, 100 milioni liberi ma destinati alla sanità, polemiche sui 30 vincolati per gli aeroporti. Allora, Giorgetti convocherà Todd e Meloni, assicurano fonti della maggioranza, ma solo dopo che avrà risolto le grane legate alla manovra nazionale, quindi presumibilmente dopo la bollinatura della bozza da parte della ragioneria e prima della consegna in Parlamento. A novembre, insomma, per la Regione è fondamentale raggiungere un accordo sulla vertenza entrate al più presto. In caso contrario, la manovra, quella sarda, si limiterà alle spese correnti, senza poter prevedere risorse nuove per investimenti. Se la finanziaria 2026 avrà un valore di oltre 10 miliardi di euro, la massa manovrabile, cioè la quota di bilancio svincolata e utilizzabile per nuove politiche, ammonta ad appena 100 milioni, peraltro già destinati a coprire l'aumento del fondo sanitario regionale, in adeguamento dell'incremento del fondo nazionale. Così, allo stato attuale, non è possibile prevedere nemmeno un euro
per rispondere alle richieste dei territori, spesso veicolate direttamente dai rappresentanti in Consiglio regionale e dagli stessi assessori. Una situazione preoccupante, ma fino a un certo punto. Subito dopo il vertice di maggioranza di 2 giorni fa, Alessandra Todde è apparsa serena. Ryanair servono scelte veloci. Come a Monatuiri, Ryanair ha abbandonato l'aeroporto, se non questa tassa locale, e in Sardegna pure, in Alghero specialmente per questa tassa locale. Truzzo, Fratelli d'Italia contro la giunta. Finora solo chiacchiere. Ryanair servono scelte veloci. Non convincono l'opposizione le parole dell'assessora ai trasporti Barbara Manca sulle interlocuzioni con Ryanair per evitare che la compagnia lasci l'isola con riferimento all'opportunità di abolire la tassa municipale. Finora la giunta regionale ha solamente chiacchierato facendo melina con gli interlocutori. Punta il dito il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzo. Il sistema dei trasporti della Sardegna e più in generale quello economico ha bisogno di scelte veloci e utili. Soprattutto il nord Sardegna non può più aspettare, rischiando di perdere rotte e passeggeri per l'abbandono delle compagnie low cost. Inoltre, parlare di costi non compatibili rispetto alle altre regioni che finora hanno abolito le tasse aeroportuali è una scusa, un diversivo per guadagnare tempo a discapito di una soluzione che proponiamo da tempo. D'altronde le altre regioni sono raggiungibili anche con altri mezzi di trasporto, mentre per la Sardegna l'aereo è un mezzo fondamentale. Per quanto riguarda i vantaggi, continua Truzzo, basterebbe l'esempio della Calabria. 11 milioni di investimenti e un incremento del 26% del traffico aereo. La Sardegna con 10 milioni di passeggeri e un uguale incremento dei passeggeri vedrebbe il proprio gettito IVA, nuove entrate, aumentare di almeno 40 milioni di euro, più dei 35 milioni necessari per cancellare le tasse aeroportuali. C'è un ragionamento che regge che sono 35 milioni le tasse aeroportuali, ma di aumentare del 40 milioni. SIVA e SIVA è incassata da Sardegna ai 9 decimi, cioè sul 90%, cioè in base a una percentuale progressiva del Stato. In Sardegna non si nasce più, il calo è oltre il 10%, i dati Istat dei primi 6 mesi dell'anno. Scende ancora il tasso di fecondità, sempre meno figli degli stranieri, cresce l'età media delle donne al primo parto. I bonus bebè possono aiutare, ma non bastano. Bisogna investire in conoscenza e formazione. Il demografo Marco Breschi si deve valorizzare chi resta e integrare chi arriva. Ecco, proprio de Gaies, sarestanza, anche una politica di sarestanza. Nulla di nuovo all'orizzonte, la Sardegna non può che continuare a confermare i suoi peculiari primati demografici. Marco Breschi, professore ordinario di demografia all'Università di Sassari, sintetizza così il quadro che emerge dai dati Istat. Quali sono i segnali più preoccupanti? Sono sempre gli stessi. Le donne sarde hanno in media meno figli e li fanno più tardi. È altissima la quota di coppie senza bambini e cresce quella dei nati fuori dal matrimonio. Se non ci fossero loro, tra l'altro, il tasso di fecondità scenderebbe a 0,5 figli per donna. È un dato che racconta un declino strutturale. La regione paga il prezzo del calo degli anni precedenti. Sono sempre meno i potenziali genitori. È un effetto di lungo periodo difficile da invertire. C'è spazio per modificare questa tendenza, se non nel breve periodo, almeno in prospettiva. Non vedo segnali. La vera domanda è: perché dovrebbe esserci? Finché non si crea un clima di fiducia e un progetto condiviso, la denatalità proseguirà. Il bonus bebè possono aiutare, ma non bastano.
servono politiche che aiutino a costruire un'idea di futuro per l'isola. Oh, yeah, yeah. È un problema economico? Il fatto è che bisogna decidere dove vogliamo andare. Turismo e costruzioni non possono essere l'unica prospettiva, servono investimenti in capitale umano, conoscenza, formazione, solo così si può ridare senso alla crescita. L'immigrazione può essere una risposta, non si tratta di sostituire 30 sardi in meno con 30 stranieri in più, il problema non è numerico, ma di visione, serve una Sardegna capace di integrare chi arriva e di valorizzare chi resta. Lei spesso ha detto che lo spopolamento può diventare un'occasione. Sì, se lo si governa, meno persone possono significare più risorse e servizi migliori e una formazione universitaria più solida, ma bisogna volerlo, altrimenti continueremo a contare numeri dimenticando che dietro quei numeri c'è il futuro dell'isola. Un array complicato. Alessandra Torne, sanità, trasporti e vertenza con lo Stato. Vogliamo fare ripartire la Sardegna. La Presidente della Regione a tutto campo, dopo la sentenza che ha chiuso la sua decadenza. Ha chiuso la sua decadenza. Non ho la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma i passi avanti concreti ci sono. Vabbè. Numero da innanzi, Istat aumenta l'età della pensione. Nel 2050 l'accesso sarà a 69 anni. Questo è Nuova Sardegna. Allora, dite se è riferito, è riferito al fatto che questo governo che è scomo, in particolare il leghista, ha fatto una campagna elettorale contro Già Fornero e come invece sono andando adottare in preno e addirittura modificarla in peuso e quindi la età pensionabile arriva tra il 2050 magari il tempo può narrare l'accesso sarà a 69 anni ma comunque dovremmo darsi 65 tra 25 anni il tasso di attività dei 65-74 anni salirà al 16%. Nel 2024 era all'11%. Oh, yeah, yeah. Napoli, tifosi respinti a Eindhoven. Espulsione collettiva e polemiche. 230 arrestati per assembramento. Il caso diventa politico e finirà a Bruxelles. Cioè, praticamente lo tifoso adesso Napoli sono stato respinto. Cioè, evidentemente Savama, del tifoso, insomma, ultra è arrivata pure in Europa. I 3 ultras mascherati da un minorenne, un 17enne, teste chiave per capire chi ha ucciso a Sassate l'autista del bus. Allora, in occasione sempre Unione Sarda, politica italiana, curarono con l'argilla il tumore del figlio, genitori a processo, pensate un pacco, hanno improvvisato il dottore, vabbè, si curano chissà varechina, seguirono un metodo non scientifico, ora l'appello nessuno più lo faccia. Imputati di omicidio per la morte del figlio di 14 anni ammalato di osteosarcoma, al quale negarono le cure della medicina tradizionale, ricorrendo il metodo tedesco Hammer. Ora il padre e la madre si dicono pentiti all'apertura del processo in corte d'assise a Vicenza. La coppia Luigi Gianello e Martina Binotto è accusata di omicidio con dolo eventuale dalla procura per aver ritardato le cure al figlio adolescente Francesco, poi deceduto all'ospedale San Bartolo. L'udienza è stata subito rinviata a gennaio dopo che la Corte ha accolto l'eccezione della difesa su una notifica sbagliata in udienza preliminare a carico della madre. Ci sarà quindi una nuova udienza davanti al GUP solo per la donna, per poi riunire la sua posizione con quella del marito. Oh yeah, il pentimento.
Non abbiamo mai agito con l'intenzione di fare un danno a nostro figlio. Il dolore e le sofferenze patite da noi e da fratello sono intrasmissibili, ha detto Luigi Giannello, il padre di Francesco. Al centro dell'imputazione il fatto che la coppia si rivolse a un medico di Padova, seguace di Amer, dopo aver ripercorso l'odissea del figlio, iniziata nel 2022. L'uomo ricorda di essere stato dissuaso dall'effettuare una biopsia dal medico padovano e dopo un trattamento con argilla e antinfiammatori è seguita una sorta di rinforzo fisico in un centro in Toscana, fatto di sole, alimentazione curata, massaggi, esercizi per la muscolatura, bagni rilassanti. La situazione precipita e dopo una tardiva chemioterapia arriva la morte. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. Politica internazionale, Unione Sarda, Mosca gela Trump, no al cessate il fuoco, cioè praticamente Trump, cioè Putin chiarete su chi ha conquistato e su chi ha l'intenzione di conquistare. E quindi, insomma, pacchia vai che cattiva, non ci sono piani per un incontro nell'immediato futuro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo Vladimir Putin, 5 giorni dopo la sua lunga telefonata tra i due leader. Vance in Israele, la tregua reggerà, speriamo che regga la tregua. Cioè, non queremos pur mortos, né Israele, né in Ucraina, cioè, siamo tempestato da questa nuova malasa, da questa guerra, che sono sperdenne gente e sperdenne cose. Bene, che in questo terminamos la trasmissione di oggi e nos damos appuntamento torna a casa. Ponemos a sigla de tancatura. A me non olviderete di abbonare a tutto da Ibiza TV. Adioso e mentu da casa.